Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Lo scandalo Referti all'ASP di Trapani, scatta da oggi la sospensione di 60 giorni del manager Croce dopo il dossier degli ispettori ministeriali. Si aggrava il quadro delle responsabilità emerse nella nuova documentazione inviata a Roma. Da Ragusa un nuovo caso di ritardo, 11 mesi per una gastroscopia. Un segnale concreto contro Cosa Nostra. Giovanni Burtone, componente dell'antimafia regionale, sullo scioglimento del comune di Tremestieri Etneo. L'ex sindaco Rando, già condannato a 8 anni per voto di scambio. Rivendicazioni contrattuali nello sciopero generale dei metalmeccanici, migliaia, la manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano. Catania via Crucis dei lavoratori al porto, l'arcivescovo Renna invoca volti nuovi in politica e più spazio per i giovani, chiamando alla responsabilità anche i cattolici. Disabili costretti a percorsi a ostacoli in pieno centro a Catania, dagli stalli occupati da furgoni che scaricano merce ai marciapiedi invasi dalle auto parcheggiate, vita difficile per chi gira in carrozzina. Fantozzi festeggia 50 anni, come sarebbero le sue frasi iconiche in dialetto palermitano alla luce delle radici siciliane del grande Paolo Villaggio? Il calcio, il Palermo verso il match all'Arechi contro la Salernitana. Dionisi parla dopo la riconferma in panchina, dice non sono l'unico responsabile. In Serie C il Catania si prepara con rinnovato entusiasmo al derby di Trapani con il Benevento nel mirino. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la vicenda dei referti in ritardo, dello scandalo dei referti all'ASP di Trapani, perché oggi arriva la sospensione per il manager Croce. Il quadro che è emerso dalla documentazione integrativa inviata al Ministero dagli ispettori è sicuramente molto grave. Laura Spanò. Per il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, scatterà oggi il provvedimento sanzionatorio che prevede una sospensione di 60 giorni preludio alla sua rimozione. La vicenda riguarda lo scandalo sui referti istologici inviati in ritardo ai pazienti. Ieri sono emersi alcuni passi della relazione dove si evince un aggravamento della posizione del manager con accuse gravissime davanti alle quali Fratelli d'Italia difficilmente potrà ancora tentare la difesa di Croce. Lo scandalo dei referti arrivati in ritardo all'ASP di Trapani si fa così sempre più grave e il quadro che emerge dalla documentazione integrativa inviata al Ministero della Salute ha accelerato la decisione della Regione per sollevare il manager dell'ASP Croce dal suo incarico. La vicenda non è solo politica. Ai 206 pazienti con tumori diagnosticati in ritardo va dato un segnale chiaro: nessun accordo potrà giustificare il ritardo nei 3.300 esami istologici accumulati e non refertati. La relazione sul caso di Trapani dei tecnici regionale rivela l'inefficienza della struttura che fa i test e sotto accusa è finito anche il monitoraggio non efficace dell'azienda sanitaria trapanese. Intanto prosegue il lavoro dei magistrati della Procura di Marsala che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta. E intanto è giunta una dichiarazione proprio del manager dell'ASP Croce che dice: non commento per ora la decisione del presidente della regione di avviare il procedimento di decadenza dalla carica di direttore generale dell'ASP di Trapani, che mi è stata da poco notificata con la proposta di sospensione. Croce nel comunicato, nel lungo comunicato, aggiunge: ho tempestivamente avvisato, fa riferimento alle sue iniziative per cercare di ridurre i tempi nella consegna dei referti. Dicevo, ha avvisato, scrive Croce, l'assessorato regionale della salute, ricevendo però silenzi e nessun aiuto fintanto che la vicenda non ha assunto una rilevanza mediatica, e di questo naturalmente ci occuperemo ancora nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. Ma c'è un nuovo caso che riguarda i ritardi in sanità, questa volta arriva da Ragusa. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Veronica Barbarino.
A Ragusa un caso sanitario che accende il dibattito sulle liste d'attesa, lo denuncia il Comitato Civico, articolo 32. Il 17 marzo il signor Giuseppe riceve dal medico di famiglia la prescrizione per una esofagogastroscopia e il medico di famiglia indica entro 60 giorni i tempi di attesa per l'esame. Il signor Giuseppe lo stesso giorno chiede la prenotazione all'azienda sanitaria e riceve l'appuntamento per il 17 febbraio 2026, vale a dire dopo 11 mesi. La risposta dell'ASP ragusana non tarda ad arrivare. Il direttore generale Pino Drago ha definito tali ricostruzioni fuorvianti e immotivatamente allarmistiche, precisando che la prescrizione riguarda un esame di primo livello classificato come differibile dal medico prescrittore, quindi con una tempistica massima di 60 giorni, come si vede nella foto. Aggiunge anche che il tempo medio per la refertazione di un esame istologico presso il proprio servizio di anatomia patologica è di 17 giorni. Qualsiasi tentativo di correlare lo svolgimento della biopsia a un'attesa di 11 mesi è infondato, dice Drago, che ricorda l'esistenza dei percorsi di tutela che garantiscono l'accesso alle prestazioni sanitarie alternative in caso di superamento dei tempi massimi d'attesa. È assolutamente fuorviante la replica dell'azienda sanitaria, pare quasi che siano in uno stato confusionale, perché noi non abbiamo mai parlato di tempi di consegna degli esami istologici. Il caso in questione, dopo aver attivato la giusta prescrizione con carattere d'urgenza, con l'attivazione del percorso di tutela, ha avuto fissato l'esame il 4 aprile prossimo. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di Tremestieri Etneo, del comune che è stato sciolto per mafia. Ricordiamo naturalmente la condanna dell'ex sindaco Rando a 8 anni per voto di scambio. Abbiamo sentito oggi, proprio in merito a questo provvedimento di scioglimento del comune per mafia, laddove arriveranno ovviamente con i giusti tempi i commissari, dicevo, abbiamo sentito un componente dell'antimafia regionale, Giovanni Burtone. Sentiamo Giusy Lazzara. Accertati i condizionamenti della criminalità organizzata, questa la delibera del Consiglio dei Ministri che ha sciolto ieri per mafia il comune di Tremestieri Etneo. Arriveranno a breve i commissari, la loro nomina passa dalla firma del Presidente della Repubblica e avranno 18 mesi di tempo per mettere ordine nell'amministrazione e fare chiarezza su quanto emerso nell'inchiesta Pandora su voto di scambio politico-mafioso e corruzione. Solo un anno fa la bufera giudiziaria che aveva costretto a dimettersi il vicepresidente della regione siciliana e assessore all'agricoltura Luca Sammartino della Lega, rinviato a giudizio con il rito ordinario per aver chiesto a 2 carabinieri la bonifica della segreteria politica. Lunedì invece condannato in primo grado a 8 anni il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando per voto di scambio nelle elezioni del 2015. È un momento di emergenza nuovamente in Sicilia, noi stiamo come Commissione Antimafia verificando che la mafia si è rafforzata e torna ad incidere nella diffusione della droga, nelle estorsioni, ma anche nell'inserimento con la pubblica amministrazione, un tentativo che deve essere però subito stroncato. Bisogna dire che non c'è un livello toccato soltanto nelle amministrazioni comunali, ma complessivamente nelle istituzioni, quindi quelli regionali, nazionali. Va fatta un'autocritica e va detto con forza che le scelte debbono essere ponderate nel momento in cui si definiscono candidature. Tornare ad un rigore ancora più significativo è una scelta da fare. E a Tremestieri non si voterà più per effetto immediato dello scioglimento del Consiglio Comunale. Il Comune infatti è stato escluso dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. E nel mirino del governo un altro comune siciliano, Ramacca, dopo l'arresto del sindaco Nunzio Vitale per voto di scambio. È stato nominato già il commissario straordinario che accompagnerà l'ente fino alle prossime elezioni. Elezioni che potrebbero slittare anche a Ramacca per un intervento del governo. Oggi la protesta nazionale dei metalmeccanici, anche in Sicilia, sono scesi in piazza per rivendicazioni legate naturalmente al loro contratto. In migliaia alla manifestazione di Priolo Gargallo nel Siracusano. Ma sentiamo Francesco Aloi.
Contratto subito! Contratto subito! Un giorno di sciopero in tutta Italia per accendere un faro sui metalmeccanici, una categoria che da tempo chiede il rinnovo del contratto di lavoro. È una questione di salario, è una questione di industria e di prospettive. Senza il contratto nazionale si sta dicendo che l'industria è morta. I metalmeccanici siciliani sono qui oggi per questo. In Sicilia la manifestazione è stata a Priolo Gargallo, nel Siracusano, un'area scelta non a caso. Qua abbiamo una marea di lavoratori, quindi che non sono diretti legati al petrolchimico, ma tutto quel settore degli appalti proprio del petrolchimico, che quindi viene gestito attraverso ovviamente il contratto nazionale del metalmeccanico. Rinnovo del contratto nazionale significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentando i salari, ma anche e soprattutto la sicurezza. Uno sguardo anche alla transizione ecologica, ma sempre tutelando l'occupazione. Noi abbiamo il contratto nazionale scaduto da giugno. Dal giugno quindi, per quanto ci riguarda, i nostri salari si sono fermati a quello che era quella scadenza, l'inflazione è andata avanti e Federmeccanica non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto, anzi ci ha fatto una controproposta proprio per dirci che non vuole farci e non vuole darci più il contratto. In corteo si urla "vogliamo il contratto", ma affinché cambi qualcosa, per loro è necessario anche l'intervento della politica. Giorgia Meloni festeggia ogni giorno un nuovo record, l'ultimo è quello sulla durata del suo governo, ma non fa i conti con i record con cui devono misurarsi le persone in carne ed ossa che parlano di stipendi da fame. Siamo l'ultimo paese del G20 per il potere d'acquisto reale dei nostri salari. Al porto di Catania oggi una via crucis con in testa l'arcivescovo Renna per condividere le ansie e le speranze del mondo del lavoro. Adelaide Barbagallo. Tutti dietro una croce, ricordando le tappe dolorose di Cristo per condividere le ansie e le speranze del mondo del lavoro. Al porto di Catania una via crucis con l'arcivescovo Luigi Renna, con la preoccupazione per l'aumento nel nostro territorio della povertà, per mancanza di salari o per stipendi insufficienti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, politiche che possano allineare quelli che sono gli stipendi, politiche che possano avere in tempo quelli che sono i contributi statali e regionali per poter far fronte ai pagamenti, perché tante volte non arrivano in tempo. L'arcivescovo auspica volti nuovi nella politica e che ci sia spazio per i giovani. Io ho paura che ci sia un forte riciclo di persone che non si rendono conto di aver lasciato un'eredità che non è sempre quella splendida che magari dicono di aver messo in atto. Che i cattolici facciano la loro parte per un lavoro libero, partecipativo, solidale e creativo. Renna chiude con una frecciata ai partiti che si professano di ispirazione cattolica. La politica che si dice cattolica deve rendersi conto fino a quando affonda le sue radici in quella che è la dottrina sociale della Chiesa e non in una vaga ispirazione cattolica. Incidente mortale questa mattina sulla A20 Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo. Un furgone uscito di strada, precipitando all'altezza del viadotto Muto, a perdere la vita il conducente, un giovane originario della provincia di Catania. Sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco insieme al personale medico del 118. E adesso a Catania è davvero complicato, è davvero un percorso a ostacoli per i disabili attraversare le vie cittadine, nel centro storico in particolare. Vi mostriamo alcuni esempi con stalli occupati da furgoni e marciapiedi invasi dalle auto. Tonino De Mana. Rientro. Vi proporremo tra poco questo servizio, intanto andiamo avanti perché ritorniamo a parlare di strade e autostrade. È stata una mattinata infernale anche sulla A18 Messina-Catania, dove la presenza di un cantiere senza operai peraltro ha creato pesanti rallentamenti nel tratto Giarre-Acireale. Nelle immagini la lunga fila di auto e mezzi pesanti in direzione Catania, infuriati naturalmente gli automobilisti che si sono ritrovati alle prese
imprese con quotidiani disagi per restringimenti e lavori in carreggiata che si trascinano da mesi. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco con i nostri servizi. Seconda parte di Sicilia 24, siamo pronti a farvi vedere il servizio adesso del collega Tonino De Mana che vi racconta quanto sia complicata la vita per i portatori di handicap che si devono spostare nel centro della città di Catania. Il servizio. Lo sai che è uno stallo per disabili questo? Sale frettolosamente, sbatte lo sportello e va via in un attimo. L'autista del furgone che, vedete, aveva appena consegnato la merce in un locale di via Vittorio Emanuele ed era posteggiato, neanche a dirlo, in uno stallo per disabili. È solo uno dei tanti esempi dell'anarchia che regna in pieno centro a Catania sotto gli occhi di tutti e sotto l'obiettivo di decine di telecamere sulla cui utilità nutriamo molte perplessità. Attorno a Palazzo degli Elefanti è un susseguirsi di violazioni, dagli scooteristi che sfrecciano senza casco e contromano alle auto in divieto d'accesso e sui marciapiedi, rendendo impossibile il transito dei pedoni. Figuriamoci il passaggio di un portatore di handicap alle prese, con un centro storico pieno di ostacoli. Lo trovo sempre occupato, quindi non riesco a parcheggiarmi laddove dovrei, laddove sarebbe mio diritto parcheggiarmi. Ed io lo porto per fare analisi, lo porto per fare visite, eccetera. E veramente lui rischia di rompersi il femore, di rompersi. L'altro giorno, appunto perché non ho potuto parcheggiare dove dovevo, lui stava scivolando in malo modo ed è stato solo un miracolo, per non parlare di quelli che lasciano le deiezioni dei cani e quindi un disabile con carrozzine. La deiezione ci mette sulle mani, sì, no, con grande senso di inciviltà, devo dire. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Noi vi diamo voce e al tempo stesso esortiamo chi di competenza ad una maggiore attenzione e soprattutto a maggiori controlli. Vuole lanciare un appello ai catanesi? Credo che sia tempo perso, perché sin dall'antichità i catanesi erano conosciuti per essere indisciplinati, sporchi, eccetera. Quindi se in 2500 anni niente è cambiato, se l'immagine il mio appello che effetto fa. E adesso invece proviamo a sorridere davvero con il film di Fantozzi che compie 50 anni, ma viste le origini, le radici siciliane, palermitane in particolare, del suo grandissimo e indimenticato interprete Paolo Villaggio, ci siamo chiesti ma come sarebbero le frasi celebri pronunciate da Fantozzi nei suoi film. Eva Spampinato. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 50 anni fa Fantozzi faceva il suo esordio sul grande schermo e da allora gli italiani ebbero un nuovo eroe popolare, anzi un antieroe, con una vita media, un lavoro umile da sfortunato impiegato di una mega ditta, umiliato dai superiori e dai colleghi. Pochi personaggi hanno avuto sulla cultura pop italiana l'impatto che possiamo riconoscere al ragionier Ugo. Non molti sanno che colui il quale dava corpo e voce a Fantozzi, Paolo Villaggio, aveva origini siciliane. Il padre Ettore era un ingegnere edile palermitano, mentre la madre, Maria Faraci, era nata da madre veneziana e padre siciliano. Come umano lei! Ma come sarebbero suonate le sue più celebri frasi se fossero state pronunciate in dialetto? Lo abbiamo chiesto ad un palermitano doc, Totino Lamantia. Ma che cristiano bravo che è Cristo! E per esprimere disappunto sulla famigerata pellicola che il mega capo generale costringeva tutti i suoi sottoposti a vedere? La corazzata Potionchi è una schifia che non ce n'è uguale. Mitica rimane la scena dei supplì, che in Sicilia sarebbero stati arancini o arancine, viste le palermitane origini. Il dottore Fantozzi, tu mangi? Avessi a morire, ma io non stai toccando manco un pezzo di risi l'arancina. Espressioni come mega galattico, tragico, mostruosamente pazzesco, come umano lei, sono diventate parte del linguaggio comune proprio grazie a Fantozzi. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, poi il calcio.
Siamo al calcio, Alessio Dionisi torna a parlare dopo la riconferma in panchina, sulla panchina del Palermo, e dice: non sono l'unico responsabile, il servizio. 8 partite per riscrivere il copione del campionato. Al momento per il Palermo si tratta di un film horror, ma ci sono ancora gare per trasformare la pellicola della stagione in una favola con il colpo di scena finale. E allora la prima puntata sarà quella di domenica all'Arechi contro la Salernitana, una sfida che arriva dopo la riconferma di Dionisi in panchina. Sono state 2 settimane insomma un po' chiacchierate, un po' movimentate, dico la verità, più all'esterno che all'interno, perché a me quello che mi interessa è vedere la squadra. Io mi identifico nella squadra e la squadra si è allenata bene, questa è la cosa più importante, la cosa sulla quale si deve concentrare. Poi su quello che è uscito sinceramente io ho perso poco tempo, perché ho i miei canali e potrei venire a sapere tutto quello che è successo, ma non mi interessa proprio. Dionisi sembra orientato a confermare in gran parte la formazione che ha perso contro la Cremonese, ma l'assenza di Verre per squalifica apre diversi scenari. Il tecnico rosanero potrebbe proseguire col 3-4-2-1 oppure optare per un 3-5-2 più coperto. Pierozzi rientra dalla squalifica, Di Mariano è recuperato e va verso la convocazione. Out Nicolau. Il Catania mette nel mirino il Benevento e si prepara con rinnovato entusiasmo al derby di Trapani. Sentiamo Tonino De Mana. 4 gare, 360 minuti per il rush finale prima dell'appendice dei playoff, dove il Catania conta di arrivare nel miglior modo possibile e quindi in una vantaggiosa posizione di classifica. L'obiettivo è il 5° posto, attualmente occupato dal Benevento, che domenica gioca contro la capolista Avellino, con i rossazzurri che però devono tornare a casa dal provinciale di Trapani con il bottino pieno. Tra mister Bianco e Cibalino, mister Toscano tiene tutti sotto torchio per tenere alta l'attenzione del gruppo, che rispetto alle ultime settimane sembra aver trovato serenità e convinzione. Gli ultimi risultati positivi: il Catania non perde dalla trasferta di Cerignola del 2 febbraio e l'infermeria che si svuota completano il quadro e lasciano ben sperare. Capitolo formazione: questa volta per forza di cose Toscano, per l'occasione squalificato al suo posto Napoli, dovrà cambiare, dal momento che mancherà Di Gennaro, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto giocherà Del Fabbro. In avanti il confermatissimo Gimenez farà coppia con Lunetta, insieme agiranno alle spalle di Montalto, che sembra abbia sconfitto una fastidiosa lombalgia. Ancora out Inglese e Guglielmotti, che torneranno utili probabilmente per i playoff. La sfida di Trapani arriva in un momento delicato per i padroni di casa, che però vorranno onorare al meglio l'anniversario dei 120 anni di storia, prevista una maglia celebrativa. Trapani-Catania verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro su Telecolor, appuntamento alle 14 con un ricco prepartita, poi il match e il post match con le voci dei protagonisti, i commenti da studio e i messaggi da casa, per una domenica da vivere tutta d'un fiato. È proprio il derby tra Trapani e Catania, sarà al centro di preview la trasmissione condotta da Marco Carli, che inizierà tra poco dopo la nostra sigla finale. Approfondimenti tattici e ultime news in casa rossazzurra e granata, come sempre spazio anche al Messina in vista dell'importante match interno con l'Altamura. E proprio a Marco Carli vi lascio naturalmente per quanto riguarda preview. Per il telegiornale vi ricordo l'appuntamento alle 19. A tutti buon pomeriggio.